Beh, qui continuano a piovere guantiere di roba da mangiare, no? Ma la cosa ci fa piacere perché c'è tanta gente che ci è venuta a trovare quest'oggi di lunedì e tanta gente che è venuta con le mani piene. Pronto? Chi abbiamo in linea? Buongiorno! Senti, ascolti, allora ti spiego, io posso Ale Catania, a squatta Rome Gori. Beh, ho visto qualche scampolo di partita. Ho visto qualche scampolo. No, senti, io ho piantato la rucola quest'anno, non le lattughe. Ieri grande Catania. È vero, devo dire Catania appare, vuol dire ci restiamo un dammo con il primo tempo. È vero. Bari che devo dire con 2 giocatori espulsi, però vabbè. Ma cui? Sono stati Catania c'è piano fuori che partita di veristi che vabbè. Ma non hai visto questa partita tu? Io ho visto qualche scampolo, quindi insomma non è che fumare qualche cosa pomeriggio. Ascolti, io ho piantato la rucola comunque, quindi non fumo nient'altro. Una goleada, insomma. L'hai presente a Tellizzi? Certo, come no. Si chiama Cristian Tellizzo, come è 2 metri. Sì, esatto. Non è Cristian, è Cristianazzo. Cristianazzo. Ascolti, intanto si è lanciato nell'area. Cioè, questo è un cafone di prima, a volo, sì. Planando sopra boschi di braccia tese. Sì. Che si lanciano in dirimeno in colpo di testa su crossi di sciama. Cioè si lascia correre in sostanza. Nulla da fare per il portiere che si chiama Gillè. Sì. Lo portiere che sto a fare si chiama Gillè. Dopo che avevo fatto un sacco di parate. Sì. Sto gol e poi uno che si chiama Gillè. Viene tagliata direi di sì. Senta, scusi, ma giusto per mettere i puntini su lei. Buongiorno, esatto. Catania, perfetto. Di Catania, perfetto. Nato a Catania, via Sebastiano Catania. Benissimo. No, per carità, io ci credo e ci credo anche la figlia che si chiama Alessia Catania. Gli amici. Ale Catania. Vabbè. No, l'ho capito. Cioè, Alessia Catania ha detto agli amici Ale Catania. Ci mancherebbe. Dunque, il mio cane è De Piero. Sì. Il mio cane è De Piero. Scusa, come si chiama il suo cane? De Piero. Vabbè. Il mio cane è De Piero. De Piero? Sì. Ieri era troppo contento. Beh, certo. Troppo contento. Osso nuovo, certo. Certo, perché ieri il mio cane è De Piero. Sì, l'abbiamo ieri. Quando vince Catania, sì, è troppo felice. Certo. Ieri quando tornai a casa dallo stadio, mangiano avuto un godo. Se vuoi vedere tutta la domenica sportiva con me, tutta. Tu ci mancherebbe. Può dire come ho visto quell'espulsione di Marcus Lopez. Si è ringhiato. Cominciamo, vuol dire si mise contro il televisore e ci riceve all'arbitro. Esatto. Tipo quelle bel vermale che si voleva mangiare vivo. Peggio di Guttuso. Peggio di Gattuso. Ringhio Gattuso. Ma chi è il giocatore che so? Io conosco solo il giocatore da Catania. Sì, Catania. Ieri il bar si è presentato Copioni. Copioni si è presentato con uno che si chiamava come il nostro mitico Alvarez. Oh, che Copioni! Ma chi erano gli stessi? A parte che chi non da bar ci viene scuro. Esatto. Bruciatizzo. Ma no, è così, guarda. Perché capite, pareva cantante del Boniem, pareva. Guerra chi so. No, ma diciamo che chi era squadra sto bar, il grande Catania. Grandioso. Ale Catania 1-0 e pallo in centro 1-0 e pallo in centro sì, esatto 1-0 e pallo in centro Catania, sì, ok. E forte vincerà. No, ascolti, ho la rucola a casa, non ne ho. Allora, partita ieri, ho visto qualche scampolo di partita. A un certo punto ci fu l'espulsione di Marcus Lopez. Che Marcus Lopez te levava l'arbitro e ci disse: ma sembra una cosa, arbitro. C'è così proprio. Io capisco. Ma sembra una cosa, arbitro. Sembra una cosa proprio. Arbitro, sembra una cosa. Ok. Ma poi è che ti taglia se capite. Ale Catania. Dobbiamo. Beh, certo, insomma. Anche lui però che capelli, scusate. Ieri ci fu Terlizzi che è un cristianazzo.
vuol dire che ragavo un colpo di testa, capace un kamikaze giapponese della seconda guerra mondiale a Pearl Harbor. Incredibile. Sale Catania. Senta, io devo cantare per contratto, però non è che possiamo ogni volta. Cori. No, senta, io ho la rucola. Ascolti, a cantare che sei stonato. L'ho capito, però per contratto vi ho detto che ogni volta che parte sta cosa io devo cantarci sopra. Comunque, tiratello un po' di pallone, cataggiua. No, ascolti, il calcio fa bene. Alle ossa soprattutto. Il calcio fa bene. Alle ossa, me lo dice anche il medico. Però, insomma. Vabbè, io la saluto. Ascolti, io ho la rucola a casa, non ho le lattughe. La vuoi smettere adesso di chiamarmi in questo modo? Che tra l'altro, la rucola è del nord. Sciacquato che è più bello. Ascolti, no, mi piace, non mi piace sciacquarucola. Io la saluto, signor, scusi, non mi ricordo il suo cognome. Catania, Catania, tifoso del Catania, con una figlia che si chiama Alessia Catania, per gli amici. Ale Catania. Ale Catania. Ciao, sciacqualattughe. Non mi chiamo Sciacqualattughe, mi chiamo Fabio Formosa, ma roba da matti.